Contro una squadra rabberciata e formata da calciatori di calcio a 5, catapultati da un campo ridotto a quello più grande di calcio a 11, l'Olimpica Akragas ottiene ciò che cercava e con un risultato eclatante. Un 6-0 senza storia che ha messo in evidenza la migliore predisposizione tecnico-tattica ed anche atletica dei biancazzurri, che adesso dovranno concentrarsi sulla prossima sfida del Ribolla contro il Doncarlo Misilmeri. La gara si presenta subito in discesa grazie ad una sfortunata deviazione di un calciatore salemitano. Al 15° raddoppia il veloce Cimino e infine al 25° chiude il primo tempo il bomber Sant'Angelo. Stessa musica nella ripresa con il subentrante e Bellavia, che al 50° porta a 4 le reti del vantaggio, seguita a ruota al 65° dal giovane Incardona. Chiude definitivamente Conti al 70° La Rocca. Non c'era modo migliore per ritornare soddisfatti e gioiosi ad Agrigento. Infatti tutta la squadra ha festeggiato questa sonante vittoria nel locale Pizza Stadio offerto dai titolari fratelli Trupia. È stata una nettissima affermazione. Si è voluto evitare di dilagare ulteriormente per non infierire più di tanto nei confronti di una squadra che ha certamente onorato al meglio la maglia della propria città. È stata questa la sensazione registrata in tribuna da parte dei tifosi biancazzurri presenti, che poi alla fine dei 90 minuti hanno tributato meritati applausi ai propri beniamino. Primo step superato agevolmente, adesso c'è da pensare a quello molto più impegnativo nella finale playoff del girone A con il Doncarlo Misilmeri.